Ma come abbiamo sentito sull'economia, diciamo che le imprese probabilmente stanno reagendo, hanno capito la lezione della crisi e si è capito che non sarà più come prima e quindi la situazione è moderatamente in evoluzione positiva. Abbiamo due grossi problemi come sindacato, tutti e due legati al problema occupazionale, al problema del lavoro, e cioè con le nuove e con le innovazioni che ci saranno riusciremo ad avere posti di lavoro per tutti? Questa è la prima domanda. E poi la qualità del lavoro: sarà un lavoro più precario, sarà un lavoro più stabile, sarà un lavoro con più diritti o meno diritti? E questa è la sfida del prossimo anno e che ovviamente non si esaurirà il prossimo anno. Quindi sotto il profilo dell'economia guardare al futuro con una qualche ragionevole positività, non senza contraddizioni. Vi preoccupa di più invece l'aspetto socio-politico? Beh, sul piano sociale noi veniamo da un 2016 che ha fatto due segnali molto pesanti per la società trevigiana e veneta. Uno è la crisi delle banche popolari, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, l'altro è il fenomeno dei profughi dell'immigrazione che nel nostro territorio ha trovato un riscontro molto contraddittorio. Queste due situazioni hanno creato una valutazione sulla nostra società che io definisco di crescita della paura e crescita della sfiducia, e quindi una società in grande difficoltà a cui, e questo è l'altro corno del problema, a cui la politica non sta rispondendo in maniera lungimirante, una politica cieca che non vede al di là del proprio naso e che invece avrebbe bisogno di guidare legittime richieste della nostra gente, perché il problema dell'immigrazione e il problema di Veneto Banca sono due problemi veri, non sono basati sulla fantasia. Il problema è come ne veniamo fuori e come ne veniamo fuori assieme, perché sono due problemi con i quali nei prossimi anni dovremo fare i conti. Politica demagogica, anche a livello locale. Una politica che sostanzialmente segue una recita a soggetto, una politica che è diventata non più rappresentazione delle istanze della gente, ma è diventata pura rappresentazione, autocelebrazione e individuazione di ruoli che non le portano a dare risposte alla gente. Si guarda indietro a come eravamo, c'è una politica per certi aspetti nostalgica, no? Quando eravamo un popolo tutto unito, il miracolo del nord-est, tutti cristiani, tutti della stessa etnia, tutti bianchi. Ecco, quello è un mondo al quale non si può più ritornare, bisogna guardare avanti sapendo che ci sono grandi contraddizioni, però anche grandi opportunità.